per campare. Sicuramente. La droga è un buon sistema per campare, professore? Sì. Sì, beh, chiaramente questa è manovalanza che quando perdo il posto di lavoro uno non è che muore di fame, si arrangia e c'è un degrado continuo e costante. E questo è il grosso problema. Ma nasce il problema del rimpatrio, che ci si riempie la bocca con questo discorso del rimpatrio. È impossibile, tecnicamente impossibile rimpatriare le persone. Io non posso questi che vengono proposti, dunque questi centri, i centri per il rimpatrio, centri permanenza rimpatrio, 80-100 persone. Vorrei capire, al di là non so se uno è libico, ma i libici non vengono perché stanno bene dove stanno, no, perché lì li carico su una nave, li trasporto dall'altra parte e li scarico lì. Ma se uno sta in Nigeria, come faccio a rimpatriarlo? Se uno sta in Uganda, come faccio? Se vado in Sudafrica, come faccio a rimpatriarlo? Uso un aereo? Come si fa adesso? 3 alla volta? 3 alla volta. 3-4 volte a volta. Quanto costano? Da 5.000 a 10.000 euro l'uno? Cioè, questo è il costo. Cioè, e quanti ne abbiamo? 30.000? Stiamo diventando matti. Certo, i numeri ci mettono davanti a una realtà che non è un fenomeno epocale. Benissimo, organizziamo questo fenomeno, né più né meno, quando siamo passati dall'era di agricoltura all'era industriale e c'è stata una necessità di organizzare un sistema sociale che fosse adeguato a un certo tipo di produzione. Ci troviamo di fronte a una situazione epocale, bisogna che qualcuno non improvvisi ma si metta seriamente, fanno un ministero per questa cosa qua, non un ministero per passacarte, no? Ma un ministero che effettivamente operi in questo senso. Ne possiamo attingere dalle solite forze dell'ordine che sono già poche, sono già sufficientemente impegnate, andiamo a creare delle disorganizzazioni, delle scompensazioni all'interno del territorio che non sono necessarie. Creiamo delle persone che siano in grado di integrare questi qui e se diamo l'opportunità, non credo che tutti sono venuti qua per delinquere, sono venuti qua per campare, quindi volentieri, ma se le mettiamo in una certa situazione li obblighiamo a diventare delinquenti e a creare una generazione successiva di arrabbiati che dicono che tipo di accoglienza, vi siete riempiti la bocca di accoglienza e questa è l'accoglienza? L'altro aspetto, che non ci vorrebbero 27 trasmissioni, la scolarizzazione di queste persone, dei figli di queste persone, è un problema. Abbiamo una scuola che già insegna male nella vecchia tecnica, diciamo, didattica, e che non è sicuramente adeguata a un mondo che sta correndo all'impazzata con tecnologie nuove, con sistemi di comunicazione che sono rivoluzionari. E arrivano delle persone che non sanno parlare l'italiano. E giustamente non possiamo creare dei ghetti all'interno delle scuole, ma bisogna incrementare e invece fare dei corsi di aggiornamento degli insegnanti perché siano in grado di integrare anche nelle scuole queste cose. Allora io mi domando, siamo in grado di farlo? Abbiamo una classe politica che ha capito che questo è un problema, ma urgente, non possiamo dire adesso faremo come la scuola, l'ennesima riforma e faremo disastri. Qui la pressione e l'esigenza è talmente forte che non possiamo prendere tempo, dobbiamo decidere rapidamente. Ecco. E ai politici sta, perché a loro abbiamo dato la delega per risolvere questi problemi. Certo, certo, e a proposito di pressione, vediamo qual è stata la pressione nel 2016 dei migranti. Abbiamo preparato alcune grafiche aggiornate al 16 di dicembre. Allora, questi sono gli sbarchi dal 1 gennaio al 16 dicembre, come vedete c'è stato un incremento del 19,36% rispetto al 2015 e dell'8,16% rispetto al 2014.
14 al 16 dicembre erano arrivati 179.523 migranti. Andiamo anche a quella successiva, dopo eventualmente le commentiamo assieme. Questa è la distribuzione per le varie province. Allora, al primo posto c'è la Lombardia con il 13% di immigrati presenti nelle strutture temporanee, poi c'è il Lazio, il Veneto viene al terzo posto. Andiamo ancora avanti, adesso dovremo vederlo, eccolo qua, la nazionalità. Questo è un altro tema abbastanza interessante, perché si è parlato molto appunto di profughi, paesi in guerra e quant'altro. Allora, primo paese la Nigeria, 36.766, questa è la nazionalità dichiarata. Tra l'altro l'Eritrea 20.229, la Guinea 12.812, poi c'è la Costa d'Avorio, Gambia, Senegal, Mali, Sudan, Bangladesh e Somalia. Dopo ci sono altre nazionalità che non vengono indicate. Vediamo poi la grafica successiva sui minori stranieri non accompagnati sbarcati, il tema che aveva affrontato prima il professor Casen e che segna un incremento importante, perché passiamo dai 12.360 del 2015 ai 24.929 sbarchi di minori non accompagnati. Allora, onorevole Moretto, i numeri sono numeri importanti che segnano un incremento, come vediamo, e la necessità di dare delle risposte. Qui stasera abbiamo affrontato vari temi, varie questioni, però è chiaro che non è più procrastinabile, non si può più gestire come un'emergenza. Appunto, io penso che i numeri confermino questo, se ce ne fosse stato ancora bisogno, ovvero che questo non è un fenomeno che si è esaurito o che è in via di esaurimento, ma con il quale bisogna fare i conti, e giustamente fare i conti in termini strutturali. Proprio per questo, infatti, a differenza del passato, si è scelto, con tutte anche le difficoltà che sono state, di non gestire il fenomeno in termini emergenziali, affidando ai prefetti i poteri che hanno nel caso in cui fosse stato dichiarato lo stato di emergenza, ma di gestirlo in maniera ordinaria. Le persone, giustamente avete fatto vedere i dati, sono distribuite sul territorio nazionale in proporzione agli abitanti. Quindi questo è il criterio di distribuzione. Poi prima il dottor Casen faceva riferimento a come poi vengono distribuiti, quali sono i criteri. Inizialmente le quote sono state assegnate a livello regionale, proprio perché il principio fosse che nei territori regionali la distribuzione fosse valutata e ragionata anche in virtù della conformazione del territorio, perché non tutte le regioni hanno gli stessi agglomerati abitativi, le stesse condizioni. Abbiamo visto che però questo in alcune regioni ha funzionato, in altre meno. A livello regionale i prefetti si sono periodicamente riuniti, e anche come provincia di Venezia esiste una cabina di regia tra prefetto e sindaci che si riunisce periodicamente, è stata convocata anche per mercoledì prossimo, che dovrebbe in autonomia gestire la suddivisione dei migranti. Io personalmente non penso che ci debba essere un'imposizione, che non sia questa la strada per una gestione ottimale delle cose, proprio perché ogni territorio ha le sue peculiarità. Però è ovvio che tutti dobbiamo essere chiamati a gestire le cose, e devo dire che io faccio fatica a capire quando si dice da un lato che non deve costare niente, dall'altra che si devono rimandare indietro le persone, però l'accoglienza va fatta bene. Allora mettiamoci un attimo d'accordo, perché non si può criticare tutte le cose forse per nascondere il fatto che dentro si rifiuta questo fenomeno. Questo fenomeno non si può rifiutare, va gestito con tutte le difficoltà che questo comporta, ed è gestito meglio se tutte le istituzioni collaborano nella gestione del fenomeno, cercando di identificare con rapidità coloro che vogliono rimanere e proseguire i percorsi di integrazione, scolarizzazione, lavoro,
quello che insomma comporta la permanenza nel paese, tra coloro che invece vogliono a lei spostarsi. non piace tanto la proposta del prefetto Morcone, quello che Morcone si riferisce ad un accordo che è stato sottoscritto tra ANCI e Ministero che prevede quindi una proposta attiva da parte dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, che propone questo tipo di accordo. Poi dovremmo un attimo verificarci sul potere di rappresentatività dell'ANCI, perché non penso che l'ANCI Veneto ha sollevato alcuni punti interrogativi. Esatto. Ultima battuta al volo, proprio abbiamo per un telespettatore in attesa. Io vorrei anche che però si facesse attenzione a sovrapporre il problema, cioè la questione dei richiedenti asilo con quello della sicurezza, perché sebbene i cittadini abbiano una percezione di insicurezza, e questo è comprensibile, non vi sono dati che dimostrano che i richiedenti asilo abbiano comportato un aumento dei reati nel territorio. Questo bisogna che lo diciamo. Certo. E abbiamo il signor Antonio. Da dove chiama, signor Antonio? Buonasera. Buonasera, io chiamo dalla provincia di Padova. Prego. Buonasera. Allora, diciamo che il discorso dice ci dividiamo un po' per ogni regione, ma io domando, ma quanti ne devono arrivare? Cioè non è che sia il numero 180.000 ed è finito là, che noi ci dividiamo 3, 4 per ogni 1.000 abitanti, ma quanti ne devono arrivare? E devono arrivare 1 milione, 2 milioni, 10 milioni, che ci dicono quanti ne vogliono. Perché sentivo stamattina, oggi, stasera stessa, è un meccanismo questo proprio che, cioè, non lo so se è una cosa normalissima, cioè loro salgono su dei gommoni, 30, 40, 50, loro sanno che se vanno avanti si affogano, ma loro sanno che praticamente appena toccano l'acqua c'è subito la nave che li va a prendere, li tira su e se li porta qua in Italia. Cioè, allora d'accordo. Anche perché questi gommoni qua, a chi telefono? Mandano un SOS a chi? Alla Marina, alla Capitaneria di Porto, a comandanti, a colonnelli, a generali. Chi è che riceve questi MSS, questi quadri di soccorso, per cui una nave della Marina li va a prendere e dopo li porta qua? Ma allora signori, qui mi sembra che sia un po' una cosa logica, questa qui è invasione, perché chiaramente se tu li vai addirittura a prendere nelle loro acque, questa qua è intollerabile, perché posso dire, come per dire, venite qua che vincete un terno all'otto, anche perché, diciamoci la verità, adesso i telegiornali del primo, secondo, terzo non li fanno vedere, ma tutte le TV private, le TV regionali, fanno vedere i veri disagi. Cioè gente che dalla mattina alla sera non fa niente, ma io mi domando, che nazione è quella che tiene persone anni senza fare niente? Ma è assurdo, ma secondo voi, io sto impazzendo che sono fuori dalla realtà? Signor Antonio, è stato chiarissimo, è stato chiarissimo. E poi un'altra cosa, noi abbiamo che chi scrive queste robe qua è gente a governo che sono già 5-6 anni che non viene votato. Cioè, praticamente noi siamo governati da gente che nessuno li vota e ci stanno cambiando la nostra libertà, stanno rubando rubando tutto. Lei sta ampliando la polemica, signor Antonio, si lasci interrompere, che abbiamo anche altri telespettatori che vogliono intervenire. Comunque il suo intervento è stato chiaro, il punto interrogativo è quanti ne devono arrivare nei prossimi anni. Dobbiamo continuare ad accogliere, quindi dobbiamo aspettarci un flusso di forse milioni di persone. Effettivamente questa è una delle prospettive nei prossimi anni, che il flusso dall'Africa verso l'Europa possa come dire, incrementare, non solo per le questioni di sicurezza nazionali, ma abbiamo detto anche più volte, e questo lo dicono anche i climatologi, anche per problemi legati proprio al clima. Professor Casen, questa è effettivamente... Credo che l'effetto migliore sia quello del dollaro. C'è un business sotto miliardario di miliardi di dollari, per cui non lasciamo perdere. Seconda cosa, è una concorrenza sleale, perché mettiamo sul mercato un sacco di gente che sicuramente fa dei lavori che ormai gli italiani tendono a non fare, questo lo so.
Io ho assistito in Svizzera, quando noi andavamo in Svizzera, quindi parliamo degli anni 50, che gli italiani si adattavano a fare gli spazzini perché gli svizzeri non volevano più farlo. E se vediamo adesso chi porta via la spazzatura da Padova, ci sono molte persone di colore che volentieri fanno questo mestiere perché evidentemente c'è necessità, non tutti siamo disponibili ecco, a farlo. Avevamo estrapolato oggi una grafica proprio relativa all'occupazione e alla disoccupazione di immigrati e dei cittadini. Eccola qua. Eccola qua, vediamo se si riesce a vedere qual è il tasso di disoccupazione tra i lavoratori locali e i lavoratori stranieri nei vari paesi europei, e questo fa, come dire, mette a confronto Vediamo che l'Italia è quella che batte il record, siamo a 56 locali contro 58, gli altri tendono ad avere un'inversione, cioè di avere una tendenza contraria. Il problema è molto serio, abbiamo una disoccupazione di un certo tipo, abbiamo una crisi industriale e produttiva di un certo livello, è chiaro che si crea una concorrenza, è chiaro che non c'è la predisposizione di sapere cosa succederà a queste persone, ma se arrivano tante persone dall'Africa e non arrivano in altri paesi, perché non arrivano in Spagna, non arrivano in nessun altro paese, arrivano solo in Italia, c'è un progetto e il progetto è molto chiaro. Il problema è che quando arrivano in Italia non vanno nel resto dell'Europa, perché nel resto dell'Europa, proprio per gli attentati che c'è stato, hanno chiuso drasticamente le frontiere. L'America in questo momento è in fase elettorale, per cui non accetterà sicuramente un'invasione. Quindi ce li teniamo tutti noi. Come li trattiamo? Andiamo a vedere in Sicilia come vengono trattati, cioè a raccogliere pomodori, a 5 euro alla cassa, i cassoni sono non so di quanti quintali, non credo che sia accoglienza questa, perché noi consideriamo l'accoglienza soltanto il periodo in cui li prendiamo, li teniamo in carico, salvo eccezioni, li possiamo anche trattare bene, dopodiché lo buttiamo sul mercato e il mercato cosa accetta? Abbiamo calcolato, sì certamente, io sono convinto che una parte della politica sa a cosa servono queste persone e ci giocano sopra. Quindi ci vorrebbe una politica molto più trasparente, una politica trasparente che ci dica esattamente dove vogliono andare, perché saranno in questa concorrenza si creerà un razzismo tra quelli che perdono il posto di lavoro e gli altri invece sono disponibili ad andare a un posto di lavoro a un prezzo molto più basso, per esempio a botte di voucher. No? Ecco, allora, possiamo mettere ordine in questo Paese? Perché non basta solo proporre buone intenzioni e grandi idee, si mette ordine. Quanto ai delitti e ai furti, io sono convinto che sono aumentati di gran lunga rispetto a prima. La maggior parte delle persone non va nemmeno più a denunciare, ve lo garantisco. C'è anche questo aspetto, e coscienza. Anche questo aspetto, ma non solo perché per gli immigranti di colore di cui stiamo parlando oggi, che è la massa maggiore, ma anche gli immigranti, quelli che vengono dalla Romania e da altre parti, certo, dove si sono organizzati. A Padova è successo che prendevano una strada, una via e facevano tutte le case uno dietro l'altro e organizzati, tutta la roba che arrivava veniva spedita, tutto organizzato, cioè delle bande vere e proprie. Basta andare in questura a domandare perché ne hanno contezza. Allora questa sicurezza, io non vorrei creare dei patemi d'animo, ma insomma tutta questa sicurezza non c'è e la gente non si sente sicura in casa. Allora Giovanni Paglia, iniziamo da lei quest'ultimo giro di considerazioni. Allora, accoglienza, sicurezza, criminalità, adesso abbiamo ampliato ancora la... Abbiamo ampliato e secondo me rischiamo sempre di mettere assieme temi che esistono ma che andrebbero tenuti secondo me distinti, anche perché, come dicevo prima, tenere distinti i fenomeni poi ci aiuta ad affrontarli, perché invece se confondiamo immigrazione
e mancanza di sicurezza, microcriminalità, eccetera, eccetera, poi rischiamo di affrontarla nel modo sbagliato, perché rischiamo appunto di pensare che si debbano allontanare i migranti per ripristinare sicurezza o che non si debbano accogliere per una questione di sicurezza. Io non so... Posso sì, fare una precisazione? Non dico che bisogna allontanarli, e non c'è un'organizzazione di accoglienza per cui non le parlavo mettiamo di lei, nelle cioè, parlavo del fatto che mettere assieme questi due fenomeni porta poi la destra, in particolar modo in questo paese, insomma, non credo che si offenda la destra se lo dico, a affrontare da un punto di vista securitario, a puntare il dito, diciamo, come se fossero criminali contro i migranti, punto, e a fare pezzi di campagna elettorale così. Pezzi, probabilmente la maggior parte. La destra non dice questo, la destra dice che abbiamo cittadini italiani in seria difficoltà, abbiamo cittadini con pensioni minime e diamo 900 euro alle cooperative per gestire smetto di dire la destra, dico la Lega, va bene? Così siamo ancora... ma così evitiamo, cioè, perché è quotidiana la cosa, d'accordo? È quotidiana, cioè è una campagna elettorale costruita solo ed esclusivamente sulla paura dei migranti associati alla criminalità. Ed è un modo di fare inaccettabile. Ora, abbiamo detto che è un fenomeno epocale e siamo d'accordo tutti. Che sia un fenomeno, come diceva anche l'ascoltatore, che necessariamente debba continuare nei prossimi decenni esattamente com'è, questo fa parte sempre delle scelte politiche. Fa parte del tipo di modello di sviluppo di modello economico locale, nazionale, ma anche internazionale che noi proviamo a costruire, perché vedevamo i dati, no? Una percentuale molto significativa viene dalla Nigeria, e la Nigeria è un paese in cui le condizioni che vengono determinate, che poi inducono alla fuga molti, per esempio dipendono da quello che è il petrolio in quel paese, il modo in cui viene gestito il petrolio, sia in termini di crisi ambientale sia in termini di lotte che ci sono per accaparrarsi il bene e per cacciare anche persone dei territori in cui ci sono i posti sostanzialmente. C'è anche l'ENI, per esempio, da quelle parti, non è, diciamo, il suo principale, però c'è anche lì. Perché altrimenti uno si immagina, qui non c'era la Siria, per esempio, no? Cioè uno si immagina la guerra. Ci sono la Costa d'Avorio, è vero che oggi non c'è una guerra guerreggiata, ma è anche vero che c'è stata negli ultimi anni e ha lasciato una situazione in cui non c'è la condizione di vivere, c'è stata una guerra civile pesante in Costa d'Avorio. E oggi la gente va via perché non ha prospettive, anche determinata dal fatto che quando, diciamo, ti si distruggono le basi materiali di vita, tu te ne vai. Per cui la prima cosa da fare è non aiutarli a casa loro, che non vuol dire assolutamente niente, ma sarebbe, se vogliamo evitare appunto che milioni di persone nei prossimi anni, regolare diversamente le regole del commercio internazionale, affrontando il tema della globalizzazione. Ne guadagniamo noi e ne guadagnano loro, ecco, di questo, cioè, da relazioni commerciali non più basate sul fatto che il libero mercato e il libero movimento di capitali fa sì che ognuno va, non solo le persone, non tanto, ma soprattutto i capitali dove gli pare sostanzialmente, ma si ricomincia anche fra stati ad avere relazioni politiche anche sull'economia, questo aiuterebbe. Poi si tratta di dare una integrazione a chi nel frattempo arriva, effettiva. Io non credo che nessuno stia in un paese in cui non ha prospettive, nemmeno nell'Italia. Sarà meglio stare in Italia che stare a Damasco, ad Aleppo in questo momento, senza dubbio, però anche in Italia, nelle condizioni in cui abbiamo visto vivere a Cona, ma anche si faceva vedere prima Sesto Fiorentino, cioè quelle non sono condizioni una persona umana aspiri a vivere. Cioè non è che uno affronta i mari, poi arriva qui e questo è il problema, appunto, e trova soddisfazione nel fatto che la sua vita vive di espedienti dentro un'ex fabbrica abbandonata, scaldandosi, bruciando qualcosa che poi va a fuoco anche la fabbrica. Certo. Paglia, ci lasci un attimo interrompere perché abbiamo una signora che è in attesa da un po', spero che sia ancora in linea. La signora Michela, buonasera. C'è ancora? Pronto? Buonasera, no, ho avuto un'incomprensione con la regia, le chiedo scusa. Prego. L'abbiamo persa? Pronto? Eccoci, io la sento, mi sente lei? Sì, io Prego. la sento, intanto bentornati. Grazie anche a lei, buon anno. Volevo fare delle domande, 3 domandine concise, specialmente per l'onorevole Moretto che è delle mie parti e del Porto Gurarese, se non erro, giusto? Giusto. Sì. È giusto, prego. Allora, prima domanda, come mai
visto e considerato che ci dicono li abbiamo sfruttati in Africa, nessuno di questi parla italiano, parlano francese, inglese, ispanico, belga, ma nessuno parla italiano. Visto che li abbiamo sfruttati, dovremmo aver insegnato loro l'italiano a casa loro, giusto? Seconda domanda, sentivo dei giornalisti nelle trasmissioni televisive 2 giorni fa mi sembra, che dicevano attenzione perché i cittadini autoctoni sono talmente incavolati che se non riusciamo a risolvere la questione verranno a prenderci sotto casa nostra siano i giornalisti che i politici che quant'altro. Allora chiedo a lei, onorevole Moretto, c'è un tetto per questa invasione oppure il 6.5 che c'è ora in Veneto sarà ancora surclassato? Poi mi chiedo e chiedo a lei, siccome sa benissimo che in Veneto abbiamo già una caterva di extracomunitari arrivati non con i barconi ma in aereo, marocchini, tunisini, indiani, eccetera, eccetera, che sono già ora senza lavoro perché sono stati licenziati, visto la poca proprietà di lavoro che c'è anche per i nostri adesso. Come intendete risolvere la questione, visto e considerato che già dobbiamo mantenere anche questi che sono già qui arrivati da qualche anno? Perché vede, io penso e credo, come hanno detto i giornalisti, come ho già detto, ho sentito nelle trasmissioni televisive, se non riuscite a risolvere la questione, i cittadini sono talmente incavolati e saranno sempre più impoveriti, eccetera, che prima o poi si rivolteranno non solo verso voi politici, ma verso i giornalisti e tutti gli altri. Se qualcuno cortesemente mi vuol dare una risposta, grazie. Ringrazio tutti e saluto tutti quanti. Grazie, saluti anche a lei signora, grazie dell'intervento. Allora, onorevole Moretto, a lei il compito di rispondere a queste domande. Come si diceva prima, è evidente che quando diciamo che è un fenomeno strutturale, questo non significa che dovrà, mi parlo di Cesse Paglia, che dovrà durare in eterno e nelle stesse dimensioni. È ovvio che quindi una gestione significa anche cercare di intervenire nei paesi di origine, non con muri, fucili o altre cose, ma con investimenti e politiche economiche diverse. Uno dei risultati che l'Italia ha ottenuto in sede europea è anche il primo piano di investimenti seri nella fascia del Nord Africa, e questo penso sia un risultato che possiamo, insomma, di cui dobbiamo andare anche orgogliosi, e che nel tempo dovrà prevedere anche ovviamente una compartecipazione dei paesi europei alla gestione di questo fenomeno. Quindi se la signora chiede se c'è un tetto, io penso che compito della politica è, sebbene è evidente che i problemi rimangono molti, questi mesi non sono stati buttati. Prima il dottor Casen diceva bisogna vedere dei risultati, dei fatti, ma e sono d'accordo assolutamente con lui, ma ripeto, in questi mesi in sede europea con molte difficoltà alcuni risultati si sono ottenuti. L'idea che il fenomeno vada condiviso con gli altri paesi europei è un'idea che fino a qualche anno fa neanche balenava nelle teste dei presidenti degli altri stati, invece oggi ci troviamo comunque con un altro clima. Io penso quindi che la direzione sia questa, quella di cercare di gestire il fenomeno sia al paese di origine che nella distribuzione. Dopodiché, appunto, io penso che si debba distinguere tra i richiedenti asilo e coloro che invece a tutti gli effetti permangono regolarmente in Italia, lavorano, molto spesso dopo qualche anno ottengono anche la cittadinanza e che quindi sono cittadini a tutti gli effetti italiani. In Veneto i cittadini stranieri sono 500.000, quindi su più di 5 milioni di abitanti, e sono sicuramente una presenza importante, ma
sebbene io comprenda la difficoltà di chi telefona e fa presente un problema di lavoro, cose che sono diffuse in tutte le nostre famiglie, io penso che non sia la contrapposizione con la persona straniera che ci porti a risolvere le questioni, non è in una guerra tra poveri che risolviamo i problemi dell'occupazione. Certo, però questo è il rischio al quale stiamo andando incontro. Serraino, invece, per voi delle forze dell'ordine, prima abbiamo accennato alla questione della sicurezza e dell'incidenza della delinquenza extracomunitaria. Sicuramente forse non è la grande delinquenza, però è quella magari più subdola, quella che si vive quotidianamente. Quella che viene purtroppo più sentita dalle persone normali, cioè nel senso non parliamo di la criminalità organizzata intesa come mafia 'ndrangheta, ma quei reati predatori appunto che colpiscono il cittadino inerme. E come abbiamo visto purtroppo anche dalle interviste, è avvilente sentire che le persone chiedono più sicurezza, perché questo fatto di chiedere più insicurezza da un lato porta ad aumentare quel numero oscuro di reati mai denunciati, che questo è il problema purtroppo che anche le forze dell'ordine noi riscontriamo soprattutto nei primi interventi, perché magari di fronte a un furto in cui magari la persona gli si dice: guarda, fai un inventario di quello che ti è stato portato via, ci rivediamo magari in un posto di polizia, carabinieri, dove vuoi, fai denuncia, e dopo non va. Questo è un po' avvilente ed è appunto uno dei valori appunto che sia da poliziotto, però insomma dobbiamo vederlo anche un po' in senso un po' lato, è triste. È impossibile dire adesso una certezza matematica e numeri statistici alla mano se l'immigrazione clandestina o non clandestina porti un aumento, perché è impossibile, perché stiamo parlando di numeri oscuri, di teorie, okay? Quindi è impossibile dirlo. Certamente la cosa che dobbiamo cambiare marcia è sicuramente il fatto di togliere questa sofferenza da parte di tutte le persone normali, di sentirsi più sicure, sicuramente, perché è purtroppo un'emozione appunto negativa e anche per noi, soprattutto che portiamo la divisa, è quello che noi percepiamo da chi ci sta di fronte. Cosa le servirebbe? Più soldi? Più uomini? No, noi è il sistema purtroppo che deve cambiare. Siamo una polizia, un sistema troppo vecchio per l'attualità dei problemi e l'abbiamo visto che purtroppo adesso c'è l'evoluzione, bisogna essere più diciamo aggiornati magari anche nei reati informatici, e ci sentiamo avviliti e pugnalati in un fianco quando appunto il governo non dà il riconoscimento alla polizia postale e le vogliamo chiudere. Cioè dobbiamo proprio cambiare, abbiamo bisogno di una ristrutturazione proprio come sistema. Roncolato, allora bisogna bloccare i barconi. Conetta, centri come Conetta, come Cona vanno chiusi? Allora, intanto bisogna trovare un progetto serio che lo SPRAR non è che non lo sia, ma questo sistema di SPRAR in Italia non lo possiamo attuare perché per ovvie ragioni noi dobbiamo trovare un progetto serio. Abbiamo delle basi che sono ferme, che ci sono gli immigrati all'interno. Queste basi bisognerebbe darle, il demanio dovrebbe darle in gestione ai comuni che facessero un valido progetto su queste basi, quindi con la creazione anche di siti di appartamenti da costruire all'interno e quindi fare un utilizzo completamente diverso, spazi congruenti per la cittadinanza, dove diciamo in questa caserma mettiamo 200 appartamenti, esempio, mettiamo 50 profughi con diritto a rimanere in Italia e 150 famiglie italiane che hanno perso la casa. Allora questi 50 profughi, 60 quelli che sono, io li chiamo profughi, possono integrarsi all'interno della società civile, pagando sostanzialmente lo Stato deve pagare comunque il progetto, o comunque sia dare la possibilità ai comuni di poter esplorare sul patto di stabilità per poter fare questo. Certo, questo investimento. La mia impressione è che questo fenomeno, come ho detto prima, non è stato gestito nel modo adeguato da chi ci governa in questo momento, perché
perché non sanno cosa fare, abbiamo un'Europa che non ci dà risposte, un'Europa che comunque ci ha, a nostro avviso, abbandonato, alzano barricate, muri simbolici. Lei come vede l'Italia è sempre più isolata in Europa? L'Italia in questo momento è sempre più isolata in termini di accoglienza immigratoria. Loro, ci teniamo noi, come dicevamo prima, il ragazzo del sindacato, tu da dove vieni? Vengo dall'Italia, bene, te ne stai in Italia. Allora, se ci sono 100.000 profughi vanno distribuiti in tutto il territorio europeo. E aggiungo, per dare una mano alla polizia servirebbe, e secondo me sarebbe utile, anche creare un sistema di polizia europea, in modo tale che si possa, anche la nostra polizia possa... C'è già, no? C'è già un progetto e un embrione. In Italia non viene usato in questo momento, certo, in altri stati in Italia no. No, certo, roncolato. Professor Casen, chiudiamo questa puntata. Dicevo prima, forse durante una pubblicità, che si resta un po' disorientati, no? Di fronte alle segnalazioni dei parlamentari che visitano i centri di accoglienza dove riscontrano delle emergenzialità, ma però queste interrogazioni restano inascoltate. Lo stesso vale per le commissioni d'inchiesta. Alcuni dicono che le commissioni d'inchiesta vengono fatte per insabbiare i vari problemi, però è una situazione che è disarmante. Io credo che tutti sappiano esattamente cosa sta succedendo, Alfano per primo. Mi pare che sia stato abbastanza inerte, per fortuna adesso è succeduto uno che sembra che si incominci a prendere delle decisioni in tempi reali, e questo è positivo. Allora bisogna distinguere nella politica quello che serve per tenere su il governo, e il problema è questo governo non sta in piedi perché non ha una maggioranza, quindi bisogna fare lo stuoino a qualcuno che il posto non se lo merita, ma però siccome ha un certo numero di voti tiene in piedi il governo e va bene. Allora io proporrei di fare un ministero del nulla, ci mettiamo dentro Alfano, gli mettiamo una borsa di studio e così fa qualche cosa, e dopodiché non fa danni, perché basta. Guardate che il lodo Alfano per salvare Berlusconi l'ha fatto lui, è tutto contrario di tutto. Cioè, è possibile che non abbiamo una figura un po' più dignitosa e capace di fare? Non dico che non si meriti delle cose, ma probabilmente in quel tipo di mestiere non serve a nulla. Facciamo il ministero del nulla per Alfano. Immaginiamo il ministro degli esteri in giro per l'Africa a capire come risolvere i problemi con i governi internazionali, poi uno come Alfano ci vorrà minimo 5-10 anni. Deve collocare suo fratello in posizione di... Sì, certo. E quindi il problema è questo. Il problema è che non possiamo sempre continuamente fare marchette dentro i governi. Prendiamo delle persone che siano in grado di fare e sentiamo poi questi poveri cittadini che quando vengono interpellati danno delle sentenze che sono astronomiche, sono fantastiche. Quando finalmente sono stati chiamati a fare una scelta dove potevano effettivamente scegliere, cosa che non succede per la precedente legge elettorale, finalmente potevano scegliere e hanno detto quello che volevano. È stata una scelta dignitosa. Poi possiamo dire che va bene, che va male, poteva andare diversamente, questa è un'altra interpretazione. Ma sentiamo dai cittadini, perché i cittadini hanno una saggezza che tutta la politica messa insieme non riesce a dare. Accettazione, siamo in questa situazione, cerchiamo di integrare anche quelli non integrati, perché ci stiamo tirando una valanga addosso. Questi in questo momento sono tranquilli e in qualche maniera cercano di darsi da fare, ma li mettiamo nelle condizioni di andare nel verso sbagliato, e invece è il recupero di queste persone, perché ci sono. È rimpatrio, è impossibile, ditemi come si possono rimpatriare 10.000, 20.000 persone, con quale metodo e a quale costo. Quindi la situazione è questa. Vogliamo fermare questa situazione? Sì, non ci riusciremo a farlo. Non siamo organizzati ad accettarli, non siamo organizzati a aiutarli lì da dove vengono.
chi li aiuterà effettivamente saranno i cinesi, perché i cinesi stanno invadendo tutta l'Africa, stanno organizzando centri di produzione col sistema cinese, no? Per cui diventano schiavi sul posto, e sicuramente cambierà l'economia dell'Africa in base ai disegni del... Quanto ai nigeriani, la Nigeria giustamente è un paese critico, perché è piena di petrolio, il paese è la nazione più ricca dell'Africa, è piena di petrolio, c'è una guerra interna per riuscire a gestire questo, c'è il ministro del petrolio, il quale gestisce miliardi di euro e li mette nelle banche che vuole. Io l'ho incontrato anni fa perché abbiamo fornito tecnologia televisiva alla televisione di Stato nigeriana. Abbiamo mandato giù un aereo pieno di tecnologia, di macchine per fare televisione, noi assieme alla JVC, e abbiamo costruito la televisione in Nigeria in digitale. E sappiamo la situazione in cui si trova. È un disastro. Però il centro di smistamento più grande dell'Africa della droga è in Nigeria. E la prima operazione che ha fatto la Nigeria è quella di invadere il Sudafrica ed esportare quantità di droga, quindi mandano avanti i loro personaggi, li gestiscono e prendono il territorio. Allora, queste cose qua io non mi lagno se non con l'informazione, che è sempre molto discretamente superficiale su queste problematiche. Io vorrei che dei giornalisti che andessero veramente a fare delle inchieste su cosa sta succedendo in Africa, perché sono delle cose disastrose. Cosa stanno facendo le multinazionali, cominciando da l'ENI? Perché fu ancora Mattei che scoprì il petrolio in Nigeria. La foce del Niger, ci sono 20 centimetri di petrolio che galleggia, perché vanno lì per farsi danni uno con l'altro, vanno a tagliare i tubi e il petrolio esce per giornate intere, fin tanto che non corrono e capiscono dove c'è il danno e vanno a chiuderlo, tant'è che adesso non vanno più nemmeno a perforare sulla foce del Niger, ma vanno addirittura in mare e fanno delle piattaforme per l'estrazione del petrolio in mare per essere difesi, per autodifendersi. E adesso ci sono delle barche che vanno ad aggredire queste piattaforme continentali per l'estrazione del petrolio. È una situazione che è mostruosa. Io vorrei che i nostri politici si interessassero di questa Africa, perché se no non ne veniamo fuori, non risolviamo il problema di 1 miliardo di persone in Africa accogliendoli in Italia, perché non ci stiamo. Allora questo è come si può dire, una spolverata di zucchero. Certo. Se riusciamo a farlo in Italia, ma non abbiamo risolto il problema. Chi ci risolveva il problema era Gheddafi, che bloccava le persone su precisa intesa con l'Italia. Addirittura li caricavano sugli elicotteri e li bollavano in mezzo al deserto, a una certa altezza ovviamente. E questo non era piacevole, ma c'era un blocco, c'era un'intesa con Gheddafi. Chi ha fatto il disastro mi pare che fosse Sarkozy, col benestare del nostro Presidente della Repubblica, che ha detto è cattivo quindi va bastonato. Non c'era dubbio, ma abbiamo visto che a bastonare i dittatori poi le cose ci si tolgono contro, e abbiamo visto Saddam Hussein piuttosto che altri paesi di questo tipo. Per cui una certa professionalità della politica direi che è necessaria. Giusto quello che hanno fatto i nostri ospiti, e che io chiedo che continuino con fermezza e soprattutto che ci informino, e noi daremo spazio in televisione perché si sappia quello che sta succedendo, perché quello che è importante non è questa discussione, è quello che ricevono come informazione i nostri telespettatori. Benissimo, grazie a Giovanni Paglia di Sinistra Italiana, grazie ad Antonio Serraino, UGL Polizia di Stato, grazie a Lele Roncolato di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, grazie all'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico, della Commissione d'inchiesta sui migranti.
sentiremo e cercheremo di capire cosa succederà dalla vostra ispezione alla base di Conetta. Voi invece di Fratelli d'Italia ci sarete domani per una visita. Bene, ci fermiamo qua, grazie a tutti quanti voi, grazie all'editore Ermanno Casen, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, noi ci ritroviamo venerdì prossimo come sempre alle 21 un TV7 Match. Buonanotte a tutti.